Appuntamento di chiusura con il Savio questa sera con cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio, 10 al via, Belize Jet, Borg Griff, Birba Piz, Beren, Brigitte GSO, Brest dei Greppi in prima fila, Belen Cis, Benny Trio, Battisti Griff, Stecca in seconda, favori in chiusura per Belize Jet, numero 1 Lorenzo Baldi in sediolo. Partiti in questo istante con la velocità iniziale, la rottura intanto di Borg Griff, mentre Belize Jet rientra molto bene a Birba Piz e all'esterno anche a Beren, che ha fatto partenza, mentre finisce subito tabellone Borg Griff, che era uno dei più attesi dopo Belize Jet, che ha conquistato il comando. Ora però deve subire l'affondo di Beren, che insiste con estrema decisione dopo i 200 in 14,4, attacca, sopravanza parzialmente l'avversaria, ma ne deve subire il rientro dopo 400 metri in 28,3, davvero un parziale supersonico per la categoria. In seconda posizione rimane Birba Piz, mentre al largo cerca di farsi luce Brest dei Greppi, che è un altro dei cavalli attesi, reduce da 3 primi consecutivi. Intanto 43,8 per i 600, Lorenzo Baldi cerca di moderare il ritmo ora in questa seconda parte di gara, ma il primo strappo è stato davvero violentissimo. 58,8 intanto gli 800 metri per Belize Jet, che ha sempre all'esterno Beren, che ha in schiena Brest dei Greppi, alla corda c'è Birba Piz, poi Belen Cis, quindi Benny Trio con al largo Battisti Griff, chilometro che se n'è andato in 1,14,2, lo scatto a questo punto di Brest dei Greppi che va in breve sulla testa, si porta su Belize Jet e l'attacca con decisione a 400 dal palo, in grado di sopravanzarla, ma interviene anche Brigitte GSO. Brigitte GSO va su Brest dei Greppi quando siamo a metà della curva finale, cala invece vistosamente Belize Jet e cerca di avanzare Benny Trio, completamente della piegata, ingresso in retta d'arrivo, si presenta in vantaggio Brest dei Greppi, attaccato da Brigitte GSO, finale con Brigitte GSO che mette alle strette Brest dei Greppi, passa e vince sullo stesso, mentre al terzo finisce Benny Trio, 1,13,9 il ragguaglio conclusivo, scaturito da un primo parziale in 28,3, ma c'è comunque anche un bel 29,3 a chiudere, e così apre e chiude il convegno del Riccardo Classi Roberto Vecchione, che vince la prima corsa della serata grazie a Divine Glory, e si ripete in chiusura con Brigitte GSO, sempre per conto di Holger Ehlert e la signora Sonia Galanti. È tutto per questo convegno di corse, l'appuntamento è per martedì prossimo con l'ultima semifinale di Super Frustino.